Buongiorno, sono nonno Sergio. Oggi farò vedere come si cuoce vari filetti che ho acquistato in questa azienda che state ammirando, del filetto per fare alla Rossini o Chateaubriand. Questi qua si può fare filetto al pepe, poi dove è più fine si fa il Voronov, a pezzettini c'è lo Stroganov da fare o la fondue bourguignon, faremo vedere anche quella. Ok, adesso mi metto all'opera per fare i filetti. Oggi farò due filetti, uno allo Voronov, farò anche il Rossini, però non ci metterò il fegato grasso e il tartufo, ci metterò solo un po' di crema al tartufo per quelli che non possono spendere tanti soldi per fare a casa. Quelli che possono ci mettono il foie gras, ci mettono il tartufo bianco, funghi non ci vanno, poi li metterò per caricare un po' la salsa. Adesso ho bagnato lo Voronov, ci ho messo grappa al posto di vodka, va bene anche quella, si può fare benissimo anche con una buona grappa. Se vogliamo fare il sangue li togliamo tutto. Immediatamente. Panna. Qua un po' di salsa di soia, anche qua ci andremo un po' di fondo bruno, però noi facciamo con il nostro fondo 3-4 minuti questo filetto è fatto. Pronto? Vedete? Worcester o soia, stop, sale pochissimo perché già la senape che dà sapore, sangue si mette anche quello. Ecco qua.
patate stanno bene. Ecco fatto il filetto alla Voronov, molto richiesto dal ristorante Sorelle Ramonda. Il filetto che farà alla Rossini. Con marsala, i rossini. Al sangue lo levate prima. Rossini. Sto facendo anche un terzo filetto che sarebbe il stroganoff, che andrebbe tagliato a pezzettini, però mi sembrava un delitto, era così bello. E qua ci va anche del ketchup, oltre la senape e tutte altre. Qua tutti e due va panna. Allora, tutti e due hanno soia o Worcester. Worcester non ce l'ho, ci metto soia. Allora, nello stroganoff ci mettiamo anche un po' di senape. Andrebbe un po' di ketchup, ma mettiamo un po' di pomodoro. Adesso lo leviamo per la cottura. Bisogna che sia il sangue o invece lo strogano, potrei levare anche quello, però dato che lo mangeremo con mia moglie, gli piace più cotto, lo teniamo dentro. Lo stroganoff originale ha un fondo di cipolla e funghi e poi si va avanti così, come vedete che sono andato avanti con questa ricetta. Ho fatto un po' più semplice perché non a tutti la cipolla garba o i funghi, allora bisogna adeguarsi. Guardate che bella salsa. Ora abbiamo messo del ketchup, noi mettiamo senape, panna, Worcester sauce, o se no mettiamo abbiamo messo la soia. Qua andrebbe il fondo bruno, non ce l'abbiamo, ma è una questione di colore. Soia ancora, magari un pochino, poco. Questo sarebbe già pronto perché andrebbe anche questo al sangue, insomma, no? E questo può restare piccolo. Ecco il filetto. Perfetto. Esagerate, insomma, dato che oggi abbiamo fatto
un po' di roba in più, basterebbe una guarnizione, basterebbe. Sui funghi. E questo è lo stroganoff, che è quasi simile al Voronov, ma il Voronov non c'ha ketchup, c'è solo senape. E molta salsa. Ecco, il filetto alla Rossini, che abbiamo messo su un po', andrebbe un po' di salsa al tartufo, o un po' di tartufo, ma anche la salsa al tartufo va bene metterla sopra un pochino per dargli un po' di eleganza. I suoi contorni. Piatto di qualità, si può fare a casa benissimo. Qua il Voronov, si ha sempre contorno di riso il Voronov. Ho messo un po' di verdure saltate che le ho fatte oggi, eccolo che belle, vedete? Qua ho messo 2 funghi del cestino. Ecco. Per fare un caffè con questa macchinetta bisogna prima controllare il livello dell'acqua. Deve essere sotto la scritta max e sopra la scritta min, cioè minimo. Controllato questa cosa, si apre il coperchio e si mette la capsula, si mette la tazzina e si preme il pulsante in basso se si vuole fare un espresso di 30 ml. Ecco qua l'espresso. È un super caffè, parola di chef nonno Sergio.